Sono oltre 1,5 miliardi per 5 priorità, i fondi che arriveranno da Bruxelles per il Fondo Sviluppo Europeo. Raddoppia la dotazione delle risorse per la Sicilia messe a disposizione dall'Europa. Per il lavoro, l'occupazione giovanile, l'istruzione e la formazione professionale è stato approvato qualche giorno fa il programma FSE+ dalla Regione Siciliana per la programmazione 2021-2027. A renderlo noto l'autorità di gestione del programma operativo, Patrizia Valenti, che ha ricevuto il via libera dalla Commissione europea con decisione dello scorso 25 agosto. La Regione Siciliana è infatti tra le prime amministrazioni, l'unica del Mezzogiorno insieme alla Sardegna, ad aver ottenuto l'approvazione formale del programma. Inoltre è il primo programma comunitario della Regione a essere stato approvato e quindi a portare risorse fresche per la Sicilia. Dagli 800 milioni di euro della vecchia programmazione 2014-2020 si passa a oltre 1,5 miliardi per il periodo 2021-2027. A questo sommavano altri 500 milioni stanziati sul POC, programma operativo complementare. Il risultato ottenuto è il frutto di un intenso lavoro di squadra tra tutti gli uffici che sono stati coinvolti, in particolare quelli del Dipartimento della Regione della Formazione Professionale e la Direzione Generale per l'Occupazione e gli Affari Sociali. Obiettivo principale della nuova programmazione, attraverso le 5 priorità individuate nel programma operativo, è la costruzione di una società della conoscenza orientata alla valorizzazione, all'inclusione e al contenimento del disagio sociale. Cambiano le priorità del programma regionale nella nuova programmazione, viene dato spazio oltre all'occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale, lotta alla povertà, ma soprattutto anche ai giovani e alle azioni sociali innovative. Le risorse del Fondo Sociale Europeo serviranno a finanziare le priorità previste nel programma. Sono circa 300 milioni di euro assegnati all'occupazione giovanile, 450 milioni di euro all'inclusione sociale. Sono state destinate specifiche risorse finanziarie per il contrasto alla povertà infantile, ben 75 milioni di euro, e il sostegno alle persone indigenti, circa 45 milioni di euro. Oltre 417 milioni di euro saranno assegnati all'istruzione, alla formazione professionale, allo sviluppo delle competenze denominate STEM, 325 milioni le risorse per l'occupazione, 365 milioni per l'inclusione sociale, quindi le priorità azioni sociali innovative, stanziati 48 milioni di euro per incentivare l'inclusione attiva, le pari opportunità e la non discriminazione, per migliorare l'occupabilità dei gruppi svantaggiati. La Regione Siciliana è tra le poche regioni ad aver attivato queste azioni sociali totalmente promosse dall'Unione Europea, che saranno cofinanziate addirittura fino al 95%. Il Fondo Sviluppo Europeo opera ovviamente in stretta integrazione con gli altri fondi europei, il FES, il FEASR, il FEAMPA, in continuità con il programma Comin 4.0 finanziato dal FAMI.